Buongiorno, ben ritrovati, buon giorno a tutti, buon sabato a tutti voi telespettatori di Focus TG. Vi racconteremo un'ampia pagina di cronaca in apertura. Prima di collegarci con il nostro Daniele Garbin a Malo, la panoramica di una notte di banditi scatenati, una notte di assalti esplosivi ai bancomat degli uffici postali con ben 3 colpi in poche ore. Probabilmente la stessa banda in azione. Il primo colpo dopo le 2 a Mogliano, dove 3 malviventi travisati in volto hanno fatto esplodere il postamat dileguandosi con un SUV di colore scuro sul quale erano applicate targhe rubate. Poi dopo 2 ore circa alle 4 a Unigo di Pederobba hanno fatto esplodere lo sportello e la deflagrazione ha provocato un principio di incendio all'interno dei locali e una densa coltre di fumo, rendendo addirittura necessaria l'evacuazione di una donna disabile dal primo piano dello stesso stabile. I pompieri giunti da Montebelluna hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio, liberando dal fumo anche l'appartamento adiacente e quello soprastante dove si trovava la donna. Ma non è finita, perché poco dopo a Noale, sempre probabilmente la stessa banda, un'altra esplosione che ha fatto saltare il bancomat dell'ufficio postale, devastando completamente i locali. I vigili del fuoco, accorsi in questo caso da Mestre e Milano, hanno avviato una verifica addirittura statica dell'edificio su richiesta di carabinieri e dei residenti. 3 colpi in poco più di 2 ore, forse la stessa banda in azione. Nel mirino sempre gli sportelli degli uffici postali. Come detto, i danni, lo vedete nelle immagini, sono davvero ingenti. Questo dunque la notte vissuta tra Mogliano, Pederobba e Noale, con i colpi ai bancomat, ma poi c'è stata una notte di terrore per una coppia di Malo che ha avuto a che fare con una banda di 4 malviventi che è entrata in casa per rapinarli, li ha legati, sequestrati mentre portavano via la cassaforte. È successo a Malo, ci racconta tutto in diretta il nostro Daniele Garbin con Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio alle mie spalle, proprio questa la villetta nella quale hanno vissuto la notte di terrore i 2 coniugi di Gregori. Proprio parliamo della notte tra lunedì e martedì scorso, proprio per quello che dicevi, cioè sono stati verso poco prima di mezzanotte aggrediti proprio per rubare quello che era contenuto nella loro cassaforte. In questo momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, delle forze dell'ordine, che stanno anche visionando le immagini, perché è una zona parzialmente con le telecamere videosorveglianza. Ma restiamo proprio al racconto. Insomma, il signore verso poco prima di mezzanotte era uscito lungo questa via a portare il cagnolino a passeggio proprio per l'ultimo bisogni serali, e poi è stato aggredito in quel momento da 4 persone che lo hanno costretto a rientrare in casa proprio da quelle porte del garage, e riuscire a risalire al piano superiore ed entrare in camera da letto, dove la signora è stata proprio aggredita subito mentre stava dormendo e portata in soggiorno con il marito. Erano in 4, dicono, e li hanno costretti praticamente a farsi aprire la cassaforte, dove hanno rubato denaro, contanti, orologi, e subito dopo i coniugi sono stati legati con fili elettrici e lacci, e i ladri i rapinatori in questo caso sono scappati, minacciando che non avrebbero dovuto i coniugi allertare le forze dell'ordine. Fortunatamente la signora è riuscita a liberarsi poco dopo, ha liberato il marito e ha dato l'allarme ai carabinieri. Sembra che i malviventi parlassero in un accento in italiano con loro, con un accento e una lingua dell'est Europa, e su questo sono elementi utili proprio per aiutare gli inquirenti. Noi abbiamo sentito poco fa anche il sindaco, anche per capire com'è la situazione, se questa è una zona pericolosa, visto che abbiamo visto le telecamere, o se è un fatto, insomma ci ha parlato di una situazione, insomma non era mai successo. Parliamo di Maria Monassetti, che ci ha detto non è ancora mai avvenuto una cosa simile. Comunque con questo poi noi vi lasciamo le parole del sindaco e gli aggiornamenti di questa sera. È un fenomeno che è capitato sul nostro territorio a confine con San Vito, che ha coinvolto una famiglia e soprattutto una persona fragile, una persona anziana. Va condannata. Noi siamo vicini come comunità ma anche come amministrazione a questa famiglia. Per quanto concerne le azioni che l'amministrazione può fare, sicuramente attuare quei sistemi di dissuasione e deterrenti per questi ladri attraverso l'implementazione
anche del sistema illuminante della rete viaria pubblica, l'implementazione della videosorveglianza, ma di certo sono azioni limitate, perché come ben sappiamo finché non c'è una riforma sulla certezza della pena che porti queste persone a essere condannate in modo esemplare, noi continueremo a avere queste situazioni sui nostri territori, ricordando che noi siamo autorità di pubblica sicurezza per il territorio, ma per poter eseguire e portare, diciamo così, la sicurezza al cittadino abbiamo bisogno di strumenti, mezzi, risorse e personale. Quindi quello che chiedo alle istituzioni è di mettersi una mano nella coscienza e dare, diciamo così, delle risposte concrete alla cittadinanza, alle comunità, alla provincia, ma a tutta Italia, perché è ora di implementare quelle che sono le forze dell'ordine, implementare i presidi, ma soprattutto dare concreta azione di quello che potrebbe essere una riforma sulla certezza della pena. Questo chiedono i sindaci, fra poco ci collegheremo con Valentina Visentina a Padova, perché in questo caso invece è stata individuata la banda che mise a segno una clamorosa spaccata proprio in centro a Padova con un bottino di 100.000 euro. Prima però, sempre da Padova, l'ennesimo pestaggio di una ragazzina che è stata aggredita dalle bulle, e anche in questo caso, come spesso avviene, purtroppo l'abbiamo documentato tante volte, le bulle che si filmano mentre compiono la violenza. Le hanno aspettate alla fine delle lezioni una spedizione punitiva, pugni, schiaffi, capelli tirati e ovviamente sequele di insulti e minacce. Le vittime sono due quindicenni, studentesse della scuola Leonardo da Vinci, brutalmente picchiate da un gruppo di coetanee per vendicare gli insulti che le due ragazzine avrebbero indirizzato via social al fidanzatino di una delle bulle. Testimoni del pestaggio avvenuto martedì, tanti studenti che all'uscita da scuola si sono imbattuti nella violenza e invece di intervenire per dividere le vittime dalle bulle hanno preso in mano i cellulari per riprendere la scena. Dopo il pestaggio le responsabili si sono dileguate mentre le due ragazze picchiate hanno chiamato i genitori. Una delle due è ricorsa alle cure del pronto soccorso pediatrico e ha sporto denuncia ai carabinieri di Prato della Valle per lesioni. La procura ha aperto un fascicolo e le tre bulle sarebbero già iscritte nel registro degli indagati. La più grande è maggiorenne, a 20 anni, ed è già nota alle forze dell'ordine per episodi di bullismo. I carabinieri che indagano stanno cercando di recuperare i video registrati dagli altri ragazzi con i cellulari. E solo ieri avevamo raccontato invece di come i carabinieri hanno denunciato 9 giovanissimi per aver aggredito e rapinato un 17enne a Piove di Sacco. 21 dicembre, centro di Piove di Sacco, sabato sera. Un 17enne sta trascorrendo una normale serata. Sono le 22:30 quando viene accerchiato da un gruppo di coetanei. Sono in 9, 8 ragazzi e una ragazza. Pochi minuti dalle parole si passa ai fatti. Calci, pugni, anche quando il ragazzo è a terra, mentre gli altri lo riprendono con i telefoni. A fermare l'aggressione, le urla di una giovanissima e l'intervento di un esercente che chiama i carabinieri. Ci segnalava questo ragazzo con il volto con i segni di percosse, di lesioni, e siamo intervenute e abbiamo appurato che questo ragazzo era stato appena vittima di un pestaggio ad opera di altri 9 ragazzi che lo hanno malmenato, e ovviamente il giorno seguente il minore in questo caso si è presentato con i genitori e ha denunciato. Partono le indagini che, grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza presenti nel comune, permettono di identificare il gruppo degli aggressori. Dei 9 giovani, 4 soli sono maggiorenni, 6 sono italiani, 3 di nazionalità marocchina. Magro il bottino, il borsello del giovanissimo con dentro 20 euro. Per tutti scattano le perquisizioni a casa, dove i carabinieri vengono accolti da genitori talvolta del tutto ignari. Perquisizioni durante le quali abbiamo rinvenuto degli indumenti compatibili con quelli indossati dagli aggressori. Il fascicolo è aperto per l'ipotesi di rapine e lesioni personali in concorso. Le indagini vanno avanti. Nel frattempo i carabinieri rivolgono un invito. Le statistiche ci dicono proprio questo, che questo tipo di reati, quando viene denunciato, il più delle volte gli autori vengono individuati. Io rivolgo anche un appello non solo alle vittime a denunciare, quindi a non tenersi questi fatti per sé, ma anche a chi assiste, di chiamarci, di consentirci di intervenire tempestivamente e poi di procedere.
E poi a Oderzo invece i carabinieri, sempre i carabinieri, che denunciano la baby gang che aveva il 6 marzo aggredito e rapinato in questo caso un 15enne di San Donà. Uno di anni ne ha 17, gli altri 3 tra i 18 e i 20, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine nonostante la giovane età. Questa è la caratteristica che hanno in comune i 4 ragazzi individuati dai carabinieri della tenenza di Oderzo quali autori della rapina ai danni di un 15enne di San Donà di Piave. I fatti il 6 marzo scorso alla stazione delle Corriere, a pochi passi dal centro, dove la vittima prima è stata accerchiata, poi mobilizzata e derubata del portafogli, al cui interno c'erano 20 euro. Di fronte alla reazione del 15enne la minaccia con un coltello, attimi di paura riportati ai genitori e poi ai militari dell'Arma che per circa 2 settimane hanno incrociato identikit e immagini della videosorveglianza, telecamere che in questo angolo di Oderzo non mancano. Certo devono essere telecamere ad alta risoluzione perché altrimenti l'identificazione è più difficile, o comunque devono esserci la lettura delle targhe perché quella è inequivocabile. E sicuramente servono, e sicuramente però, torno a dire, servono le denunce, quindi raccomando ai ragazzi di non avere atteggiamenti omertosi ma di denunciare sempre qualsiasi cosa. Resta però un senso generalizzato di impunità, gli stessi componenti della baby gang sono per l'appunto volti conosciuti. Poi però la giustizia deve fare il proprio corso e quindi da questo punto di vista tutti noi auspichiamo la certezza della pena principalmente. Devianza o disagio giovanile, fenomeni al limite, tra gli stessi ragazzini se ne parla proprio alla fermata del bus. Non c'è molto da fidarsi, anche per gli adulti c'erano un sacco di persone un po' non affidabili. Soprattutto la sera si fa molto paura. L'anno scorso che addirittura alla luce del giorno, che era proprio in orario scolastico circa, che c'era uno che si faceva in vena, quindi sì, non mi sento tanto al sicuro. Area che resta monitorata, anche i locali tengono le antenne alzate, il bar Piramide in 30 anni di attività è diventato un vero e proprio presidio. Noi siamo aperti dalle 6:30 di mattina fino alle 2 di notte, quindi sostanzialmente durante il giorno l'area è sempre controllata, se abbiamo qualche problema abbiamo un buon rapporto con i carabinieri di Oderzo che fanno sempre un ottimo lavoro. Sicurezza che si fa in tanti modi, talvolta semplicemente parlando. Ad esempio io domenica sono venuto qui, c'erano dei ragazzi seduti qui sul plateatico, avevano spostato un po' le sedie e gli ho detto: ragazzi, guardate che qui l'area è videosorvegliata, state pure seduti, però voglio che mettiate tutto a posto poi. 10 minuti dopo mi hanno sistemato tutto plateatico, cioè basta andare a volte anche con le buone maniere e i ragazzi capiscono. Allora, lo dicevamo prima, era stato un colpo clamoroso, 100.000 euro di bottino, una spaccata in centro nella boutique del lusso. Era il 9 dicembre scorso a Padova, i carabinieri, anzi la squadra mobile, scusate, la polizia ha identificato e arrestato la banda. Valentina Visentin e Cristian Rocca-Iendi in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Quello che il 9 dicembre scorso era sembrato un ladro solitario con la coppola calata sul volto per non farsi riprendere dalle telecamere che invece hanno registrato tutto il colpo, in realtà era un membro della banda di 3 persone, 3 serbi che sono stati arrestati dalla squadra mobile di Padova, ritenuti responsabili del colpo alla boutique Duca d'Aosta in pieno centro a Padova, dove in pochi minuti era stato un colpo spettacolare con una smerigliatrice, il vetro era stato tagliato e in pochi minuti il ladro aveva arraffato borsette e vestiti di lusso per un bottino di 100.000 euro. Ricostruendo i movimenti a piedi grazie alle telecamere di sorveglianza cittadine, la polizia ha individuato l'auto a noleggio utilizzata dal ladro per arrivare a Padova e lo hanno così identificato. Si tratta di un 50enne serbo e analizzando il suo telefonino e le celle telefoniche hanno capito che con lui c'era un connazionale 45enne che aveva il ruolo del palo nei colpi. La banda infatti era specializzata proprio nelle razzie ai negozi di lusso e lo scorso gennaio, dopo il colpo di Padova, erano stati arrestati in flagranza a Firenze, dove stavano mettendo a segno un altro colpo in un negozio di lusso del capoluogo toscano. Ma il terzo membro della banda era più stabile in Veneto, è qui che la squadra mobile ha fatto un blitz in un garage di Vicenza dove erano stipate oltre 60 kg di stecche di sigarette che il 60enne serbo
trasportava dal suo paese e poi smerciava nel mercato nero italiano. Lui invece aveva il ruolo del ricettatore, ovvero a lui sono state consegnate le valigie con i capi rubati al duca d'Aosta e poi portati all'estero per essere rivenduti. Quindi il ladro, il palo e il ricettatore che aveva il compito di rivendere, rimettere sul mercato illegale la merce rubata. Così si è conclusa l'operazione della squadra mobile che ha smantellato questa banda. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, Cristian Rocche e Allende. Restiamo a Padova però, dove questa mattina c'è stata una manifestazione in Piazza De Gasperi con l'associazione di residenti, commercianti e lavoratori che hanno indetto un sit-in per raccontare la difficile situazione di degrado dell'area a ridosso della stazione e chiedere dunque l'estensione della zona rossa. Utilizzano anche il portabiciclette come seduta. Queste aiole vengono utilizzate per dar da mangiare ai piccioni, infatti abbiamo qua sopra un fenomeno di guano, di sporcizia indefinito. Queste sono 2 aiole comode per loro per fare il bivacco giornaliero, le compravendite. Se vogliamo girare l'angolo c'è l'epilogo ancora più triste, connesso al market pakistano, dove abbiamo le signore che fanno compravendita continua, dal mangiare agli articoli di abbigliamento, casalinghi, un po' di tutto. Scatole di metadone e siringhe davanti ai portoni o nelle aiuole sono tanti i racconti portati ad esempio dai residenti e da chi lavora in Piazza De Gasperi a Padova, che si sono ritrovati per un sit-in per sensibilizzare la cittadinanza e mostrare cosa accade nella piazza a ridosso della stazione, ma esclusa dai controlli della zona rossa. Noi chiediamo che la zona rossa venga estesa anche a queste zone, perché ci sono le famiglie, ci sono i bambini, c'è la gente che porta giù il cane anche la sera. Abbiamo bisogno di essere ascoltati, abbiamo bisogno di più sicurezza. I passaggi delle forze dell'ordine ci sono, ma la situazione è difficile, dicono i cittadini. Oltre ai bivacchi c'è un fenomeno giornaliero di commercio abusivo. Lo vediamo anche noi, alla vista delle telecamere una persona si alza e abbandona delle borse piene di cose da vendere, dal cibo agli indumenti. Qui accade tutti i giorni, spiegano i residenti, preoccupati anche per le norme igieniche. Dove sono le norme igieniche? Dove sono? Come fanno questi negozi a rimanere aperti? Un bar che non lava una tazzina bene lo fanno chiudere per 3 mesi. Questi quando vengono gli ispettori? Come fanno a lasciargli la licenza aperta? Alla manifestazione erano stati invitati tutti i consiglieri comunali e insieme ai cittadini si è presentato Enrico Turrin di Fratelli d'Italia. I residenti, oltre a richiedere l'inclusione di Piazza De Gasperi all'interno della zona rossa, hanno anche una proposta per risolvere le situazioni di marginalità delle persone che bivaccano sotto i portici. Il regolamento prevede che l'aiuto viene dato solo se richiesto. Molto spesso queste sono persone con problemi psichici, con problemi di abuso di sostanze stupefacenti, con problemi di alcolismo, che sono essi stessi inconsapevoli del bisogno di cui hanno, della cura di cui hanno bisogno. E quindi in questo caso noi vogliamo intervenire anche con una proposta di delibera popolare, una cosa che a Padova non è mai stata fatta, ma è uno strumento di democrazia partecipativa che dopo la raccolta di 500 firme viene presentata in Consiglio Comunale dai rappresentanti politici che vorranno sostenerla, una modifica al regolamento comunale per avviare un protocollo antidegrado che i cittadini scriveranno di loro pugno. Lasciamo la cronaca, ci torneremo fra poco perché vedremo con Christian Arboit più avanti uno dei colpi della notte esplosiva con il bancomat a Pederobba. C'è un'altra importante notizia: militari morti per il radon, la lunga vicenda giudiziaria che dura da oltre 20 anni, arriva a una svolta importante. Il TAR del Veneto, infatti, accogliendo i ricorsi delle famiglie di 3 militari in servizio al primo ROC sul Monte Venda, nell'avamposto NATO, morti per delle neoplasie ai polmoni, ha condannato il Ministero della Difesa a un risarcimento in quanto eredi del danno biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale patito dai loro congiunti deceduti dopo una lunga malattia che ha provato ad avere conseguenze, e ha avuto conseguenze quindi sulle famiglie. Ora il Ministero dovrà formulare una proposta di indennizzo entro 90 giorni o appellarsi al Consiglio di Stato. Le 3 vittime sono militari morti per un tumore ai polmoni dopo molti anni di servizio nella base NATO sui Colli Euganei. Tutti sono stati riconosciuti vittime del dovere. Il gas radon presente nelle aree termali era stato riscontrato in quantità massicce nella base nel 2005 quando venne chiusa. Quindi in questo caso abbiamo delle famiglie che ottengono giustizia, almeno
in un primo passo di giustizia con il TAR del Veneto che accoglie i ricorsi delle famiglie morte, dei militari morti per il radon. C'è una famiglia che attende giustizia anche per invece la morte di Alex Marangon, il giovane morto a Vidore. È un giallo ancora aperto, e allora questa mattina a Marcon una mattinata proprio per ricordare Alex, per chiedere ancora una volta verità per Alex, e attorno alla famiglia c'è la comunità di Marcon. Filippo Fois in diretta con Tommaso Migot, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Piazza Mercato di Marcon. È stata una mattinata molto intensa, adesso vi farà vedere anche Tommaso Migot alcune delle persone che hanno partecipato a questa mattinata per ribadire il loro affetto nei confronti di Alex, la loro vicinanza alla famiglia e anche la richiesta che si faccia giustizia su quello che è accaduto in quella maledetta notte a Vidore. Voi vedete adesso delle persone qui, ma in realtà noi siamo qui dalle 9 di mattina e c'è stato un continuo cambio, un pellegrinaggio senza sosta di tanti cittadini che arrivavano non solo da questo paese ma anche dalle vicinanze e anche addirittura da altre regioni. Poi vi faremo vedere tutte le immagini nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Noi siamo qui con la signora Sabrina, che è la mamma di Alex. Partiamo da quello che è accaduto questa mattina, da tutta la solidarietà che avete ricevuto. È stata una bella sorpresa, ma l'avevamo già visto anche in altre circostanze, quanto Alex fosse ben voluto e quanto siano rimasti colpiti da quello che è accaduto. Sì, oggi veramente sono stata contenta di tutte le persone che ci sono state vicino, tante persone, come diceva, anche da altre regioni, che sono venute qui per noi e per Alex. Le ringrazio veramente. Voi avete chiesto che si squarci un muro di omertà, che cosa volete dire? Niente, io intanto vorrei che venisse fuori questa verità, ma la verità, che venga fuori la verità dagli inquirenti, ma dai fatti concreti, dalle cose concrete, no? Che venga fuori una verità tirata fuori dalle testimonianze di partecipanti che dall'inizio praticamente si sono contraddetti uno con l'altro. Non si può tirare fuori una verità da questo. Oggi è stata anche l'occasione, l'abbiamo detto, intanto è arrivato anche il papà Luca, per ricordare ancora una volta chi era Alex e quanta voglia di vivere avesse. L'hanno testimoniato anche tutti i suoi amici che oggi sono intervenuti, parenti, conoscenti, e insomma ribadire chi fosse questo ragazzo e come fosse lontano da lui qualsiasi idea di togliersi la vita. È una persona piena di vita proprio, un sorriso per tutti, una voglia di vivere immensa. Poi prima mi ricordava le passioni di Alex, la musica, i viaggi, e ne stava progettando. Esatto, aveva un'auto ancora in Nuova Zelanda con l'intenzione di tornarsi d'inverno, aveva promesso a un'amica in Australia che andava a trovarla. Doveva fare il cammino di Santiago, lo stava programmando. E doveva andare ancora. Stava aspettando la sua amica neozelandese che aveva conosciuta per portarla in giro per tutta Europa, per l'Italia, doveva farsela conoscere, che poi è venuta giù lo stesso e l'abbiamo portata in giro noi per quanto poco. Avete fiducia che si possa squarciare questo muro, si possa fare chiarezza una volta per tutte? No comment. Non lo so, sarà fatica squarciare un muro che le persone che erano lì hanno creato, secondo me. È molto dura, non è neanche facile stare di fronte alle telecamere in questo momento. Io infatti vi ringrazio sul serio. Oggi, se non altro, avete avuto un'ennesima testimonianza che non siete da soli. Non siamo da soli, anzi io ridico ancora un appello, abbiamo già detto alle persone che erano presenti che se vogliono venire a parlarci, a raccontarci, solo a trovarci, sono ben accette, perché di 20 persone solo uno si è fatto sentire e erano considerati amici da Alex. Se sono amici, secondo me possono anche venire a parlarci e a dirci qualcosa che finora magari non hanno detto, magari
aiutate noi, aiutate Alex, aiutate altre persone facendo questo passo. Dicevano, vedrete che il tempo lenisce le ferite, invece il dolore aumenta giorno per giorno. Poi vedere certe risposte date su supposizioni o sul sentito dire di gente che era là quella sera che non hanno visto assolutamente niente, c'è dolore ancora di più. Che poi, se gli ultimi a aver visto Alex erano questi due curandero, perché non sono mai stati sentiti sino ad ora? Anche perché si trovano dove sono. Noi persone normali, se telefoniamo, rispondono al telefono. Ci abbiamo parlato. Cosa vi hanno detto loro? C'è una registrazione, loro dicono che Alex era tranquillo quella sera. Quindi qualcuno dice che ha corso, loro dicono che era tranquillo, quindi queste sono le testimonianze. Tutte discordanti tra uno e l'altro. A cui noi vogliamo delle risposte su dati certi, non su supposizione o su sentito dire. Grazie Luca e Sabrina. Noi naturalmente vi rimandiamo al nostro giornale per le prossime edizioni per tutti gli approfondimenti su questa mattinata qui a Marcona. Restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois, grazie a Tommaso Mirot, grazie ovviamente ai genitori di Alex. Dal giallo di Alex Marangona al delitto di Margherita Ceschin, con il grande accusatore Joel Lorenzo, che ha dato una svolta anche nell'inchiesta in questi giorni, che sarà in aula forse il 3 aprile. L'uomo detenuto a Verona sarebbe oggetto di costanti minacce, un clima che diventa torbido e forse qualcuno ha paura di tirare in ballo altri nomi. Del pubblico ministero, il dottor Permunian ha fatto una richiesta stamattina alla Corte d'Assise di Treviso di poter sentire per primo come testimone proprio Joel. Questo in quanto dalla nota trasmessa anche alle difese risulterebbe che, per voce di Joel e per voce del suo avvocato, il collega Rinaldi, il Joel sia oggetto di presunte minacce all'interno dell'istituto di pena di Verona, dove risulta detenuto. Insomma, non ci sarebbe tempo da perdere. Le recenti dichiarazioni di Joel Lorenzo, l'ultimo arrestato nel caso dell'omicidio di Margherita Ceschin, vanno cristallizzate al più presto, fissate quindi a livello processuale. Per questo il giovane 25 anni potrebbe già essere sentito in aula il prossimo 3 aprile. Nell'interrogatorio reso il 19 marzo, Joel, raccontando la sua verità, ha puntato il dito contro Enzo Lorenzon, l'ex marito della donna, accusandolo di essere il mandante dell'assassinio. Contemporaneamente ha inguaiato i suoi compagni, a cominciare dal fratello maggiore Sergio e da Luis Matteo Garcia, considerato il sicario. Entrambi sono stati raggiunti nelle scorse ore nelle carceri di Santabona e Baldenic dal loro difensore Mauro Serpico. Sicuramente si infittisce il giallo, chiaramente l'ambiente carcerario è un ambiente particolare e quindi magari la circostanza di aver appreso che il soggetto stia collaborando ha portato altre persone, verosimilmente di origine dominicana o comunque spagnola, perché lui parlava di soggetti che parlavano in lingua spagnola, ad avvicinare il Joel per fini minatori probabilmente. Intermediari forse di persone che non vorrebbero essere tirate in ballo. Lo stesso Serpico sottolinea come ci siano 2 profili di DNA non ancora attribuiti trovati sul luogo del delitto, l'appartamento della Ceschina Conegliano. Sulla presenza di altri soggetti né Garcia né Sergio Lorenzo si sono però mai sbilanciati, anche questo un elemento. Non mi hanno mai detto di chi potrebbero essere, né mi hanno riferito del coinvolgimento di terze persone. Vero è che però quando gli ho rappresentato questa circostanza lo sguardo è rimasto un po' interdetto. Un tentativo di coprire qualcuno, timori di ritorsioni, interrogativi aperti. Se non parlano vuol dire che magari hanno paura di questo soggetto. È una possibilità. Intanto, tramite legale, Sergio Lorenzo inviò un messaggio al fratello minore Joel. Sergio mi ha detto di far pervenire a Joel la notizia che solo la verità ti può liberare e non una verità solo molto parziale. Il servizio di Christian Arboit, che questa mattina insieme a Francesco Cerona ha seguito a Conegliano alle 10 i funerali di Elisa Denardi, una delle 2 vittime della tragica valanga di Forcella Giao. Vediamo com'è andata.
L'ultimo saluto di Conegliano è Elisa Denardi, la 39enne travolta da una valanga domenica scorsa a Forcella Giau sopra Cortina. Un saluto commosso, un addio straziante per l'intera comunità, per i familiari, per i conoscenti che ieri sera si sono riuniti anche in una veglia funebre. Tanti i ricordi, tante le testimonianze che raccontano di una ragazza solare, sempre disponibile e amante, appassionata della montagna che è ritornata più volte anche nel corso dell'omelia di Don Roberto come dimensione non solo fisica e materiale, ma anche come dimensione dell'anima. Sono stati giorni difficilissimi per Conegliano. Qui con me il sindaco Fabio Chiesa, che ha voluto esserci e portare la sua vicinanza alla famiglia, alla mamma Anna Maria e al fratello Andrea che ricordiamo era stato travolto anche lui dalla valanga, ma è sopravvissuto. Sindaco Chiesa, sono stati giorni dolorosi per Conegliano. Ma assolutamente sì, una tragedia che ha coinvolto l'intera comunità. Penso che questo sia solo il momento di star vicino ai suoi cari, a stringerci tutti assieme, a tutti quelli che conoscevano Elisa, a tutti quelli che le volevano bene. Elisa, conosciuta anche come Toffa, e appunto tante le testimonianze in questa settimana che è stata segnata anche da indagini su questa valanga. C'è un fascicolo aperto contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Belluno. L'indagine è condotta dagli uomini della Guardia di Finanza, ma questo oggi, Sindaco, è il momento chiaramente del dolore. Lo è stato anche ieri presso la sala del commiato, quando è stato invece ricordato e salutato Abel, l'altro compagno che ha perso la vita. Quindi è il momento veramente del dolore, è il momento del non giudizio, diciamo. Assolutamente sì, l'unica cosa a cui pensare adesso è stare vicino alla famiglia, a tutti quelli che la conoscevano, in un rispettoso silenzio. Rispettoso silenzio, il silenzio delle montagne. Proprio alla montagna ha fatto riferimento più volte nell'omelia a Don Roberto. Queste le sue parole. Per preparare questa omelia ho preso spunto anche da quanto ho ascoltato ieri sera nella veglia, grazie alle testimonianze, alle riflessioni, ai saluti che alcuni amici e amiche di Elisa hanno voluto condividere qui in Duomo. Il cuore di Elisa è sui monti e sulle montagne. Queste dunque le parole di Don Roberto, il parroco. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, ancora la cronaca, andiamo a Mestre, 4 proprietari multati per un totale di 12.000 euro di sanzioni per aver ospitato connazionali senza le dovute dichiarazioni grazie a un controllo interforze guidato dalla Polizia di Stato in Corso del Popolo. Ben 12.000 euro di sanzioni amministrative sono state comminate a 4 proprietari di un condominio in Corso del Popolo a Mestre a seguito di controlli condotti dalla Polizia di Stato e da un team interforze. I proprietari, tutti di nazionalità straniera, ospitavano complessivamente 12 connazionali senza aver effettuato la necessaria dichiarazione di ospitalità. L'intervento è scattato lo scorso febbraio durante un'operazione straordinaria coordinata dal Commissariato di Mestre per contrastare microcriminalità e degrado urbano. Il servizio ha coinvolto personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Reggimento Lagunari e Polizia Locale nell'ambito dell'iniziativa Strade Sicure. Le somme delle multe sono state integralmente corrisposte dai responsabili. Continua a far discutere anche a livello nazionale, torniamo nella Marca, il caso di Elena Maraga, la maestra d'asilo Otti, il caso OnlyFans. Dopo giorni di polemica e indiscrezione, lei stessa a fare chiarezza con una nota dei propri legali in cui afferma: voglio continuare a fare la maestra d'asilo.
È stato un vero vortice quello che ha travolto Elena Maraga, la maestra d'asilo 29enne che da qualche tempo ha aperto un canale sulla piattaforma per adulti OnlyFans, una scelta libera, consapevole, meditata che lei stessa aveva spiegato a Ring ancora lunedì sera nel corso di una delle poche interviste concesse. Sono consapevole purtroppo della mentalità che c'è qui, un po' dei pregiudizi, del bigottismo, per cui la figura dell'insegnante è sempre vista un po' come quella che deve essere casa e chiesa e non può fare nient'altro nella sua vita privata, quindi ho sempre tenuto abbastanza separate le cose. Ecco. Tu invece hai voluto uscire un po' dal cliché. Sì, e anche il fatto comunque di espormi adesso è proprio per far vedere che comunque sono vera e che questa sono io e che posso essere, cioè che si può essere sia una cosa che l'altra, insomma. Posizione che Maraga ha di fatto ribadito nel pomeriggio con una nota dei propri legali, dicendosi intenzionata a continuare a svolgere la propria attività di maestra d'asilo, forte di numerosi attestati di stima e solidarietà anche da parte dei genitori della sua classe che starebbero promuovendo una raccolta firme. Con l'asilo parrocchiale dove lavora, il rapporto è ancora in essere, la donna vuole evitare ulteriore contenzioso e trovare un equo accordo. Non solo, Elena ribadisce come i contenuti pubblicati non siano mai stati pornografici e come fosse stato un genitore a renderli di pubblico dominio. Già lo aveva detto a Ring. Molto probabilmente l'idea di vedere me su quel sito ha fatto scattare nelle persone mille idee, mille pregiudizi che poi effettivamente non... Che però in parte avevi messo in conto. Certo, sì. Sì, in parte sì. Resta il dibattito ormai divenuto nazionale nonostante i livelli locali si fossero già espressi quasi una settimana fa. Da un lato la FISM che torna sulla necessità di un codice etico più preciso, dall'altro la CGIL contro il licenziamento. Io francamente credo che in un paese moderno e laico come dobbiamo essere dovrebbe esserci delle scuole paritarie. E lo Stato non è moralismo, è il valore anzi della differenza, il valore del rispetto della persona è al centro della nostra, deve essere al centro dell'offerta educativa. Cambiamo argomento a Montebello Vicentino, un'altra bomba, un altro ordigno della guerra, la quarta in meno di 3 anni trovata durante gli scavi nel cantiere TAV, una sorta di maledizione per il cantiere TAV a Montebello. Quarto ordigno bellico trovato a Montebello Vicentino nel cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Si tratta della quarta bomba in meno di 3 anni e la terza in meno di 4 mesi, con la conseguenza che il comune dovrà affrontare un quarto bomba day dopo quelli del 24 aprile 2022, del 15 dicembre 2024 e quello recentissimo del 9 marzo 2025. Per i residenti la situazione è stressante, lo è stressante per i residenti, per gli automobilisti perché molto probabilmente andremo verso l'ennesima chiusura autostradale oltre che all'interruzione della linea ferroviaria, quindi capiamo che la situazione comincia ad essere preoccupante e ripeto anche stressante per tutti noi. Il nuovo ordigno bellico da 500 libbre e risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto dagli operai del cantiere sulla sinistra orografica del torrente Gua, pochi metri al di là del nuovo ponte della TAV e a circa 150 metri dall'area in cui sono stati trovati i precedenti 2 ordigni. Ad esprimere preoccupazione per il continuo disagio provocato ai residenti è il primo cittadino che nel prossimo incontro in prefettura chiederà anche di rivedere le procedure di indagine. Prevedere una indagine bellica non più puntuale ma estesa, il che vuol dire magari riuscire a fare un bomba day cumulativo. Adesso io non sono un tecnico quindi non so di preciso cosa si debba fare, ma condivido quanto già dichiarato da parte del prefetto. Bisogna rivedere la modalità di indagine bellica. Allora, prima di collegarci fra pochissimo con Christian Arboid che ha raggiunto il luogo a Pederobo dove c'è stato uno degli assalti esplosivi ai bancomat di cui abbiamo parlato all'inizio del Focus TG, andiamo a Vicenza dove parliamo della crisi del centro storico con il giro d'affari che negli ultimi anni si è ridotto di circa il 40%, c'è polemica.
La crisi del commercio in centro storico. Mentre gli esercenti attendono le mosse del comune dopo aver denunciato ufficialmente le diverse criticità che comporta gestire un esercizio commerciale in centro, un altro negozio chiude. Un vero e proprio stillicidio ormai. In questo caso si tratta di un punto vendita di calzature, ma la crisi negli ultimi anni miete le sue vittime ormai in maniera trasversale nei diversi settori merceologici. Secondo alcune stime il giro d'affari si sarebbe complessivamente ridotto del 40% circa. Pochi gli acquirenti anche tra i turisti. A pesare soprattutto il costo degli affitti, i pochi parcheggi, la scarsità di eventi ludici e di proposte culturali e il problema sicurezza e degrado legato allo spaccio e alla microcriminalità. I commercianti chiedono un deciso dietro-front verso una tendenza che si fa sempre più pericolosa. Allora, secondo me i negozi chiudono per vari motivi. L'affitto molto alto. E sicuramente anche i parcheggi, che non è che ci siano tanti, speriamo che adesso apriano il parcheggio che c'è in piazza Matteotti. E dopo internet, c'è la gente acquista lì e allora in conseguenza viene meno in centro, anche perché venire in centro adesso non abbiamo più le poste, città come Vicenza non ha una posta. Negli ultimi anni il problema della sicurezza si è fatto sentire notevolmente e la gente secondo me si è spaventata, perché nei centri commerciali bene o male la gente va e non sento tante chiusure come qui. Vicenza, come tante altre città storiche, ha un'esile esistenza, è fondata sul commercio. Se noi riusciamo a tenere in vita il commercio, vive anche la città, se no è destinata a morire. Sicché tutte quante le amministrazioni devono tenere conto che loro amministrano un'industria. Siamo molto preoccupati, nello stesso tempo ci rincuora il fatto di aver fatto questa assemblea aperta a tutti gli attori del centro storico e quindi con l'amministrazione presente, i quali ci hanno assicurato di fare un tavolo periodico, quindi con tempistiche anche molto frequenti. Allora io vorrei chiedere al signor sindaco cosa intende fare nel momento in cui finiranno le scuole e sono i maggiori fruitori del centro dovrebbero essere i giovani, con 4 turisti in croce e con i vicentini che non vengono più. Io comincerei, visto che arriva la bella stagione, incomincerei proprio a fare dei piccoli eventi e grandi eventi, ci sta, nelle piazze. Creare un cordone che la gente si muove, in piazza di Sioni c'è qualcosa, piazza Castello, piazza Matteotti, piazza San Lorenzo. Dobbiamo creare varie attività perché la gente deve venire, soprattutto bisogna pensare ai bambini, perché se portiamo in centro i bambini portiamo il papà, il nonno, lo zio e quant'altro. Ci preoccupano le notizie riguardanti il centro storico di Vicenza, negozi che continuano a chiudere, allarmati dalla mancanza di politiche commerciali nuove da parte dell'amministrazione Possamai e il problema della sicurezza in centro storico per chi ci vive e chi ci lavora. Una mancanza di visione da parte del sindaco Possamai rispetto a quelle che sono le politiche da attuare per migliorare la situazione. Le promesse elettorali e le promesse delle settimane scorse non stanno trovando nessuna attuazione. Siamo veramente preoccupati perché manca quel cambio di rotta, quel cambio di marcia che sarebbe fondamentale per dare respiro a un centro storico sempre più in difficoltà, a favore di altre realtà come i centri commerciali. Questo è indubbio e sotto gli occhi di tutti. Chiediamo quindi all'amministrazione Possamai di cambiare rotta, di cambiare marcia, di accelerare con nuove idee, nuove attività e soprattutto dare un controllo del territorio che permette ai cittadini di venire in città storica in maniera tranquilla e serena per poter semplicemente fare una visita del centro storico, passeggiare e consumare magari all'interno delle attività dei nostri negozianti. Allora siamo in grado adesso di collegarci con il nostro Christian Alboit. Lo dicevamo prima in apertura, questa notte di assalti esplosivi da Mogliano a Pederobba e poi a Noale, probabilmente la stessa banda in azione. Nel mirino infatti ci sono sempre i postamati, il caso più grave a Pederobba dove l'esplosione ha creato anche un principio di incendio del fumo con l'evacuazione di una signora. Allora Christian Alboit, buongiorno, insieme a Francesco Ceron, proprio a Unigo.
Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. L'aria è ancora pesante qui in via Cavallea a Onigo, un'aria acre, un odore acre, perché forte è stata la deflagrazione che si è registrata nella notte alle 4 circa. Vedi gli effetti di questa esplosione, si commentano da soli, gli uomini sono al lavoro, operai sono al lavoro per ripristinare la normalità di questo ufficio postale fondamentale per il territorio. Cos'è successo? Ce lo può raccontare? La saluto e la ringrazio, la signora Marzia. Lei è la figlia della signora che è stata evacuata nella notte, ma appunto cos'è successo alle 4? Lei dov'era e che cosa ha sentito? Io ero a casa, stavo dormendo, quando ho sentito un po' di rumore e mi sono subito resa conto che stava succedendo qualcosa. Poi, lei abita in questo plesso? Abito in questa abitazione, in questa casa. E poi nel giro di un quarto d'ora si è svolto tutto il fatto, la deflagrazione e tutto quanto. Però prima della deflagrazione ha sentito dei rumori, lei e tanti altri qui a Pederoba? Sì, anche i vicini sicuramente li hanno svegliati, perché hanno fatto proprio rumori proprio fortissimi di scasso, e quindi sapevamo che stava succedendo qualcosa. Non sapevo se nella mia abitazione privata, nell'abitazione di mia mamma, o se era proprio qui fronte strada, come era già successo anni fa. Poi lei a un certo punto quindi è scesa, siete scesi immagino. Siamo scesi. E lei che cosa ha visto? C'era un principio di incendio? E c'era subito del fumo, e poi i vigili sono arrivati, subito i carabinieri, le forze dell'ordine, e poi i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di quello che dovevano fare, insomma, prima hanno iniziato la posta e poi sono saliti anche nella casa per il fumo, insomma, che c'era, insomma, per il pericolo, e abbiamo evacuato poi mia mamma, perché il problema era la mia mamma che era all'interno dell'abitazione. Sua mamma che abita qui al piano di sopra? Sì, quindi questa cosa qua, insomma. Immagino molto preoccupata, molto scossa, adesso sta riposando. Adesso sta riposando al momento, sì, ora sì. Un po' scossa. Era un po' preoccupata, era un po' agitata, la cosa l'aveva un po' agitata. Quindi l'avete rassicurata e adesso riposa. Sì, si sta riposando, poi vediamo come sta, insomma. È un fatto molto grave questo, signora Marzia. È un fatto molto grave, specie magari anche in questi paesini così, che non so cosa possano, capito? Nel senso, non è un bancomat di una città, secondo me, che magari può essere in un paese così, magari ti fai due domande, ci fai, Grazie signora Marzia, grazie, gentilissima. Sindaco Turato, è un fatto grave che si inserisce all'interno di una notte concitatissima, con ogni probabilità parliamo della stessa banda entrata in azione a Noale e Mogliano. Dopo Mogliano, il corpo a Mogliano in via Roma si è registrato alle 2:15, fondamentalmente questa banda è salita, usiamo questo termine, a Pederoba, quindi probabilmente ha percorso la Feltrina ed è arrivata qui ed è successo quello che è successo. Le chiedo, lei ha sentito i carabinieri, come stanno procedendo, quello che si può dire, insomma? Ho parlato questa mattina con i carabinieri, che mi hanno contattato per visualizzare le immagini della videosorveglianza che abbiamo nel territorio. Sembrerebbe che le immagini siano utili per le indagini e le concause, come ha sottolineato lei, potrebbe essere la stessa banda che ha colpito in altri paesi. Ecco, si cerca un SUV di colore scuro, forse 3 i soggetti entrati in azione, chiaramente a volto travisato. La signora Marzia, prima mi corregga se sbaglio, signora Marzia, lei non ha sentito accenti particolari, non hanno parlato? Non ho sentito voci, no. Non ho sentito solo colpi, quindi solo rumori. Chiaramente in questa fase ogni elemento è utile. Tra l'altro aggiungiamo un altro tassello, sindaco. Ieri sera c'è stato un nuovo raid di furti a Curonia, quindi che è frazione qui di Pederoba. Sì, purtroppo sono state colpite delle abitazioni nella piccola località del nostro comune e questo purtroppo fa preoccupare la cittadinanza, perché non solo gli uffici postali come in questo caso, ma anche le abitazioni sono state colpite nello stesso giorno. Però probabilmente in questo caso parliamo di altri ladri, di altre bande. Verso che ora questi ladri a Curonia?
Alle 7 di sera è successo il fatto. L'orario classico, diciamo, che purtroppo viene utilizzato per questo genere di raid in abitazione. E a questo punto le faccio la solita domanda da 100 milioni di euro: che cosa si può fare, che cosa si deve fare? Chiuderli e buttare le chiavi per questa gente qua. No, purtroppo i carabinieri si danno da fare con un lavoro inimmaginabile, ma non viene ripagato. La cittadinanza non viene ripagata, perché questi soggetti dovrebbero chiuderli in querela e buttare le chiavi. Senta Sindaco, lei abita qui poco distante, qui a Onigo, ha sentito qualcosa stanotte? Ho ricevuto diverse chiamate perché la deflagrazione è stata talmente potente che è stata avvertita in tutta la frazione di Onigo e la gente era preoccupata, e il caso ci spiega cosa è successo. Diciamo che immagino le faccia male vedere questa immagine. Sì, fa male perché poteva avere risvolti anche drammatici, perché la deflagrazione è stata talmente potente che anche la signora che abita in questa palazzina poteva sopportare purtroppo anche cause che la potevano colpire direttamente. Fortunatamente così non è stato, insomma la mamma della signora Marzia è scossa, insomma adesso sta riposando e fortunatamente tutto è andato bene. Tutto è andato bene, sì, veramente, per fortuna sì, diciamo, sì. Grazie mille a voi. Grazie signora Marzia, grazie Sindaco Marco Turato. Questa la notte quindi concitata vissuta tra provincia di Venezia e Marca Trevigiana, con i ladri che hanno preso una direttrice ben precisa, quindi dalla parte bassa della provincia fino alla parte alta. Chiaramente tante sono le vie di fuga. I carabinieri stanno indagando senza soluzione di continuità. Con queste immagini, Nicola, ti saluto e chiaramente ti restituisco la linea con Francesco Cerona. Grazie davvero a Cristian Arboit. Parlava di giustizia il sindaco di Pederoba Marco Turato. Come sappiamo c'è un caso, c'è una vicenda, c'è un dibattito forte, quello della riapertura del Tribunale della Pedemontana, con il duro attacco del sindaco di Bassano Finco a quello che lui definisce il partito degli avvocati. Da una parte il fronte d'attacco, quello dei sindaci dell'Alto Vicentino e degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. Dall'altra il fronte compatto dei primi cittadini della Pedemontana, con Nicola Finco in testa, che difendono il tribunale e che proprio per voce del sindaco di Bassano passano al contrattacco. Il primo colpo è diretto ai colleghi sindaci che hanno firmato la lettera per il no al Tribunale della Pedemontana. Qualche collega l'ho sentito singolarmente e diciamo si sono giustificati in vari modi, nel senso qualcuno ha detto ho firmato senza sapere bene di cosa stavo facendo, altri mi hanno detto guarda mi hanno messo all'angolo, e quindi hanno ricevuto tutta una serie di pressioni. Però la cosa che ci tengo a precisare è che quello che si sta muovendo in questo momento, soprattutto tra gli amministratori, è il partito degli avvocati, perché coloro che si sono fatti capofila di questa iniziativa sono una serie di amministratori che guarda caso sono anche avvocati, che guarda caso sono iscritti all'ordine degli avvocati di Vicenza e quindi stanno facendo una battaglia della lobby degli avvocati. Colpiti e affondati, verrebbe da dire. Poi Finco allarga il tiro e chiama in causa Vicenza. Quello che oggi si sta facendo è una guerra a Bassano, ma guarda caso ogni volta che questo territorio chiede maggiori servizi si trova una guerra soprattutto da parte di Vicenza. 20 anni fa con la provincia di Bassano ci siamo trovati mezza provincia contro, quando parliamo di sanità qualche anno fa ci volevano inglobare all'interno dell'ULSS Vicentina, oggi parliamo di giustizia e ci vogliono ovviamente limitare in questa iniziativa importantissima, quindi Bassano, che è uno dei motori dell'economia del nostro Veneto, ogni qualvolta chiede maggiori servizi e risposte concrete ai nostri cittadini ci troviamo sempre il fronte vicentino che si oppone in tutte le maniere. Resteremo a Bassano fra pochissimo, dopo il break. Rieccoci, l'ultimissima parte di Focus TG. Abbiamo parlato ieri del caso uova, gli Stati Uniti in crisi per l'aviaria e la richiesta in tutto il mondo di uova è uno degli alimenti principali per gli statunitensi, anche l'Italia, anche al Veneto, un Veneto che dice attenzione però ci sono i dazi, ricordatevi che ci sono i dazi, quindi la guerra dei dazi passa anche attraverso le uova del Veneto. Sentiamo cosa ne pensano i bassanesi raggiunti al mercato oggi da Alex Giuliano.
America senza uova dopo l'epidemia di aviaria che ha portato alla soppressione di milioni di galline. Gli Stati Uniti si rivolgono all'Italia per esportarle dal nostro paese. Tra l'altro il Veneto è la regione tra le maggiori produttrici di uova. E i bassanesi come la vedono? Se ce ne sono glieli daremo, non lo so. Mettiamo i dazi? Mettiamo i dazi. Prego. Mettiamo i dazi? Come ci ha insegnato loro? No? Un 30% in più del prezzo, anche un po' di più del 30%, faremo un 50%. Tanti che siamo americani faremo il 50%. Le uova devo prenderle oggi e mangio domani, dopo portarle proprio non so quanto tempo che voi cosa mangiano. È giusto che sia il dazio, che siano aumentate, che vanno aumentate, giustamente, no? Chiedono a Musk com'è la situazione delle uova. Lui risolve tutto, giusto? Io penserei prima a noi, visto che il fabbisogno è coperto giusto per noi. Lei dice se avanzano? Si avanzano. Beh, se si possono dividere va bene, basta che facciano i bravi anche loro, che non vogliono solo le uova e non il parmigiano e lo champagne, il nostro vino, diciamo. Ecco, di uova voi ne usate parecchie quotidianamente. Il discorso che l'Italia potrebbe essere fornitrice di uova per l'America, come la vede? Noi per il momento non abbiamo nessun allarme, adesso vediamo più avanti cosa succede. Secondo lei il nostro paese e anche la nostra regione, perché tra le principali regioni d'Italia che producono appunto uova, sono in grado di sostenere il fabbisogno italiano e americano? Ma non lo so, secondo me sì, però bisogna sempre vedere cosa succede, quanti ne vogliono, cosa pretendono dall'Italia. Io lo vedo che hanno un problema con quella aviaria che è arrivato, le mangeranno anche meno con quel problema. Ma il fatto che richiedono all'Italia, e tra l'altro bisogna considerare che anche il Veneto, la nostra regione, è tra le principali produttrici di uova, com'è? Noi siamo buoni, siamo sempre stati buoni e loro devono imparare qualcosina, non mettere i dazi dappertutto e ecco, se siamo buoni insegniamo anche a loro a diventare buoni. Verrebbe da dire chi la fa l'aspetti, il servizio era di Vanessa Banzato e non di Alex Giuliano, come avevo detto. È davvero tutto, vi lascio alla programmazione, grazie per averci seguito, arrivederci.